beneficenza, è per aiutare quelli che hanno bisogno del sangue, perché in Sardegna come percentuale i microcitemi ci sono tanti. Noi ne abbiamo abbastanza e possiamo darlo, e appunto ve lo dedichiamo con una serata. Infatti tutti questi gruppi che ci sono stasera per beneficenza, voglio ricordarvi che in questo momento ha suonato Stefano Sozzi con il gruppo di Domus Novas, che è una voce bellissima, non c'è da dire niente con i Pooh, quindi va bene. Poi bisogna ringraziare l'organizzazione e quindi un applauso perché siamo un po' freddi stasera, c'è Maestra Lucio. Che bello. Ringraziamo il tecnico che ha portato un impianto meraviglioso, le luci, veramente roba da 30 milioni. Poi abbiamo anche la televisione di Barbusi, lì a sinistra. Ciao. E questi filmati ricorderanno appunto questa bellissima serata che passeremo insieme. Intanto voglio ringraziare questi gruppi che si esibiranno per voi, per noi e per quelli che hanno bisogno di aiuto. Allora Stefano Sozzi e il suo gruppo, i Falcons, questa è della famiglia dei Guffi. Rock Boys, abbiamo Officina Meccanica, non confondete. Infatti ogni volta che finiscono di suonare si trovano le ruote bucate, meno male che sono meccanici. Poi c'è Gianni Uchedu, abbiamo Paolo Boi, Serpentoni, oggi in 3 perché l'altro si è squagliato, domani è Ferragosto. Poi abbiamo il gruppo Nuova Equipe. Intanto a proposito del sangue, sapete che ne abbiamo bisogno tutti, noi ne abbiamo in più. Infatti a mio padre abbiamo avuto una discussione, mi hanno trovato molte tracce di vino nel sangue ed è dopo una roba. Secondo gusto di Nai Desta Logau avremmo girato il mondo e aiutato i microcitemici. E Alessandro, abbi pazienza, basta una bottiglia di vino e il mondo gira intorno a noi. Risparmiamo, però si vede che non può. Grazie. Delle tubazioni da Gonnesa a Domus Novas e poi si riserva alla cantina sociale di Iglesias. Poi è stato premiato proprio perché in casa mia hanno fatto un impianto di Icnus, ciao, e deve essere il cugino di Garibaldi. Bene, allora io vi voglio lasciare con questo gruppo fortissimo, mi raccomando, quelli che soffrono di timpani, Say, 1, 2, say yes, sir. Hey. Che questo gruppo è reduce da locali londinesi, quindi vengono dall'Inghilterra, non è che non sono sardi, però girano molto in questi night, tipo il blues di una volta. Sometimes my baby smiling around, yeah. Ah. Ma questo è bronchite, non è asmatico. Io mi sono dimenticato prima, ho detto Rock Boys così come se fosse Paolo Boi, perché Paolo Boi è cugino di Boy George, anzi il fratello si chiama Giorgio Boi, solo che non risulta. Comunque Boy George, Boy, domani ce ne faranno un arrosto. Ho visto che ci sono 352 autisti delle ferrovie meridionali, una delle migliori barzellette che mi ha fatto morire sempre dal ridere è proprio quella delle ferrovie. Mio padre, siccome è astemio, proprio rientrando da Cagliari via Briago Verdio, cioè non poteva neanche trovarla sotto il sedile, gli ha cercato il biglietto questo controllore che adesso è in pensione, sicuramente in zona, l'ho visto. Allora ricordami questa barzelletta a Radio Gruci, mi ha fatto licenziare 15 dis.
Comunque gli ha chiesto il biglietto e mio padre gli ha detto, insomma gliene ha dato uno, ma questo biglietto è beccio, poi da Sudreno, no way. Grazie, siete molto caldi. Così mi fa piacere, oh come sono contento. C'ho troppe barzellette volgari, io quando c'è la chiesa non le dico mai, veramente. Anzi, mia madre da poco mi ha ricordato quando stava pivellando con mio babbo. Ah no, c'è via a Rodo Grusci, callenti, manco spuntiente non studente. E siccome andava molto d'accordo con mio nonno, che erano tutti e due bevitori, succede spesso a volte uno che beve, c'è chi è calmo, chi canta, chi sorride, c'è gusto il desanguinilleggio, no? De binumà un'anta. Comunque è rientrato mio nonno una notte, ha ucciso 462 galline, 300 gatti, insomma ha fatto una strage. E poi per finire ha picchiato anche a mia zia, che adesso è ancora viva, il suo gelosia. E mia zia l'ha denunciato perché le ha fatto dei lividi che sembravano dei forni di pane. Comunque al processo hanno chiamato anche per testimone mio nonno a mio padre. Lei si orlitera quando ha visto che il suo suocero stava ammazzando sua cognata, perché non è intervenuto? E ho visto che ce la faceva da solo. Grazie. Grazie, questa era l'Emigrato, una canzone che mi ha fatto vendere tantissimi nastri, grazie. Se volete i nastri li vendiamo, sono tutti lì, anche i nuovi, grazie. Allora, come il prossimo brano parliamo sempre della Sardegna e... Bene, come avete capito Paolo si emoziona facilmente, anche perché tutto quello che scrive d'inverno lo dedica ai nostri emigrati.
come tu lo provi, mai si cai, sa gente mia fa castiai, e poi chi stionai, mi sei innamorato, e voglio gridare, Sardegna antica terra, Sardegna antica terra, Sardegna antica terra, le amare. Sardegna antica terra, Sardegna antica terra, Sardegna antica terra, le Sa vita mi è cambiata, tu te quanto in Sardegna, terra antica e adesso mari, se accarezzata, Castincello più saluna, ti voglio questionai, mi sei innamorato, e voglio gridare. Sardegna antica terra, Sardegna antica terra, Sardegna antica terra, le amai. Sardegna antica terra, Sardegna antica terra, Sardegna antica terra, le Senza voce. Grazie. Questa era... mi spalmavi la marmellata nel petto.
just paper. Vai col vento. Mi sono giurato. Grazie. E in una straniera, rimasta non c'era, per la strada passeggiare, il cuore mi batteva, la gente si voltava, trasparente era vestito, una scia di profumo, lasciarmi intorno a te. Mi dicevi, piccino, vuoi andare a ballare liscio, perché ho qualche chilo di prova che ho. Valerio Cuccu alla contrabbasso, non c'è nessuno, ma sono lì nelle basi. Grazie. Grazie. Allora questa è una storia vera che ti voglio raccontare. Non vi dico quella sera in riva al mare, passeggiavo per la spiaggia, ci si affianca marinaio, una bella trova piante, ci si accese la bagnante, tampié tampu tampo, tampié tampu tampo, tampié tampu tampo, tampié tampu tampo. Mi toccava la maglietta, poi mi scese alla coscetta, lo sentivo tutto eretto, e la beva come un traghetto. Biglietti. Ma mi sembri un po' goloso, se neanche mi conosci, se lo dico alla mamma che mi tocchi la membrana. Tampié tampu tampo, tampié tampu tampo, tampié tampu tampo, tampié tampu tampo. Mi hai buttato nella barca, tutta quanta mi hai spogliata, con Palermo brifo brifo, mi hai chiarita il
Sono passati 9 mesi, incominciano le storie, dalla sala di travaglio è sbucato il marinaio. Insieme. Da pietra un punta un po', da pietra un punta un po', da pietra un punta un po', da pietra un punta un po'. Questa è la storia vera che ho voluto raccontarvi. State attenti ai marinai che vi lasciano nei guai. Da pietra un punta un po', da pietra un punta un po', da pietra un punta un po', da pietra un punta un po'. Grazie. Non ti mancherà questa forza e sentimento. Ci si lottai e non t'arrendi mai. Tu sudori, lamento e stanchezza. Dominatori, ti canto una nebbia. Per la gente a donare la vita. Canto lacrima a la miniera non devi riservare. Dominatori di una nebbia. Sacrificio su chi hagi affrontato. Questa famiglia quasi lontana.
preliminatori. Bene, per salutarvi in bellezza al gruppo, manca il quarto, Carletto.